Coronavirus, Zaia in pressing sul Ministero dell'Istruzione, visto che la circolare ministeriale non prevede ancora la quarantena, si diano almeno indicazioni per l'isolamento volontario dei bambini a scuola. Multe alle famiglie benestanti e revoca di permesso di soggiorno alle famiglie extracomunitarie, così il prefetto Zappalorto in audizione in commissione alla Camera sul fenomeno delle baby gang. Un pensionato di Mira è stato arrestato per violenza sessuale alla figlia dell'ex moglie, dovrà scontare più di 6 anni, all'epoca dei fatti la ragazza era minorenne. Tragico schianto in A4 all'altezza di Portogruaro, a perdere la vita un 38enne di Loria, il giovane era alla guida di un furgone e stava andando a fare delle consegne a Pordenone. Ancora bufera sulla riforma regionale dell'Ater, la CGIL sul piede di guerra lancia un ultimatum alla politica e ipotizza diffide agli enti coinvolti e azioni legali per i risarcimenti. Il 10 febbraio, giornata del ricordo delle foibe e dell'esodo di centinaia di italiani dalle zone del confine orientale, a Venezia in terraferma da sabato si ricorderà questa triste pagina di storia. 50 eventi in 18 giorni, conventi tra le più importanti istituzioni culturali veneziane, arriva il carnevale culturale per superare la crisi di un turismo messo in difficoltà anche dalla psicosi coronavirus. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque, in primo piano c'è ancora l'allerta per il coronavirus, mentre la cameriera ricoverata a Verona risulta negativo al test. Emerge un secondo caso sospetto che riguarda la receptionist dello stesso albergo. Intanto il governatore del Veneto, Luca Zaia, chiede indicazioni per quanto riguarda l'isolamento volontario. Sarebbe vittima di una sindrome influenzale la cameriera dell'hotel dove aveva soggiornato la coppia cinese che ora è ricoverata allo Spallanzani in gravi condizioni. Lo rivela il test effettuato al Dipartimento Malattie Infettive del Policlinico di Verona, che è risultato negativo. La donna dovrebbe essere dimessa a breve. Un secondo caso però si è registrato sempre a Verona. Si tratta della receptionist dello stesso albergo, anche lei è entrata in contatto con la coppia di cinesi. L'attenzione è alta e che sono in attivo tutte le misure necessarie appunto per far sì che ci siano i livelli di sicurezza garantiti. Mentre arriva precisa richiesta al MIUR da parte del governatore Zaia, visto e considerato che la circolare ministeriale ancora non prevede il tema della quarantena di 14 giorni per studenti e bambini, ha detto il governatore, ci sia quantomeno un'indicazione prudenziale e cautelativa per l'isolamento volontario, anche sulla base della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità all'interno del report del 1 febbraio 2020. Vista la circolare, vista i contenuti della circolare che parlano appunto delle persone provenienti dalle zone affette, che parlano appunto dei studenti ma anche dei bambini, servizi educativi e quant'altro, si chiedeva di valutare anche eventuali altre azioni come quella appunto in maniera cautelativa, precauzionale, quindi proprio nell'ottica di alzare l'asticella, di prevedere anche questi 14 giorni. Siamo in attesa di capire cosa succederà e come se ci sarà un pronunciamento in questo senso. Il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto e il vice capo della Polizia di Stato Vittorio Rizzi sono stati sentiti oggi in commissione bicamerale a Roma sul fenomeno delle baby gang nel veneziano. Zappalorto ha suggerito tra l'altro sanzioni economiche per i genitori benestanti che abbandonano i figli a loro stessi e in casi estremi il ritiro del permesso di soggiorno alle famiglie extracomunitarie. Sentiamo. Genitori extracomunitari che hanno il lavoro, sono in regola, hanno un permesso per lungo soggiornanti o addirittura stanno acquisendo la cittadinanza italiana, ma per vari motivi, soprattutto perché stanno al lavoro dalla mattina alla sera, hanno abbandonato i figli. Si può pensare soltanto di aiutarli, si può pensare soltanto a politiche attive di incontro, di aiuto. Sì, certo, si deve fare anche questo. Ma a mio avviso bisognerebbe avere la possibilità anche di minacciarle, tra virgolette, queste persone, di dire loro: guarda che il permesso di soggiorno io te lo mantengo, ma finché tu fai i tuoi doveri di padre e di genitore, perché se tu abbandoni i tuoi figli e li riduci in questo stato, io posso anche pensare di ritirartelo quel permesso di soggiorno, ti faccio perdere il lavoro. Ti costringo a pensare a quello che stai facendo.
Un pensionato di Mira è stato arrestato per violenza sessuale sulla figlia dell'ex moglie. Dovrà scontare più di 6 anni. All'epoca dei fatti la ragazza era minorenne. Era già stato arrestato a fine giugno dai carabinieri di Mira su provvedimento della Procura Generale della Repubblica di Venezia. Le accuse mosse a un pensionato sono di violenza sessuale continuata nei confronti della figlia dell'ex moglie quando questa era ancora minorenne. Con l'arrivo della condanna definitiva, i militari hanno nuovamente arrestato un pregiudicato 69enne, già in carcere negli anni 90 per detenzione di armi ed esplosivi. Dovrà scontare poco più di 6 anni per violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di un'allora ragazzina dal 1994 al 2007. In considerazione dell'età, il pensionato è agli arresti domiciliari. Tragico schianto oggi sulla 4 all'altezza di Portogruaro, a perdere la vita un 38enne di Loria. Il giovane era alla guida di un furgone, stava andando a fare delle consegne in provincia di Pordenone. Era partito all'alba alla guida del furgone per il giro di consegne nel Pordenonese come faceva ogni mercoledì, ma a Valvasone, dove era diretto, non è mai arrivato. Luca Fochesato, 38 anni, residente a Castione di Loria, è morto in un terribile schianto in A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. Il giovane era dipendente del salumificio Scapocchin di Legnaro e per l'azienda stava andando ad effettuare delle consegne in Friuli. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale. Dai primi accertamenti pare che il furgone condotto da Fochesato abbia tamponato violentemente il tir sloveno che lo precedeva, un impatto devastante che non ha lasciato scampo al giovane morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del SUEM che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Luca Fochesato, nativo di Montecchio Maggiore nel Vicentino, abitava da qualche anno a Castione di Loria, dove si era trasferito dal vicino comune di Castello di Godego. Ultimamente, per essere più vicino alla sede di lavoro, aveva trovato un alloggio nel Padovano. La notizia della tragedia ha suscitato cordoglio in paese e tra i colleghi di lavoro, dove Fochesato si era fatto apprezzare sul piano professionale ed umano. Era un dipendente modello, dice la titolare tra le lacrime, mai una multa, mai un'infrazione, sempre puntuale e preciso nel lavoro. La nostra è una ditta familiare, continua, e Luca era uno di noi. La sua improvvisa scomparsa è un colpo grandissimo. Fochesato, oltre al lavoro, aveva la passione della cucina e del canto. Sconvolti i compagni del coro di cui faceva parte, il Movie Chorus di Rubano e Busiago, avevano anche cantato lo scorso Natale a Roma, in Vaticano per il Papa, e domenica prossima avrebbero dovuto esibirsi per l'opening del Carnevale di Venezia con un concerto in piazza Ferretto. Luca Fochesato lascia i genitori, la sorella e una nipote. La data dei funerali non è ancora stata fissata. E torniamo a parlare della riforma delle ATER con la CGIL che insorge e chiede alla politica di tradurre le parole in fatti. La Regione ha modificato la propria riforma, ha rivisto i canoni di locazione, riforma è entrata in vigore il 20 dicembre, siamo a febbraio e Atere e Insula ancora applicano i canoni vecchi, cioè chiedono in alcuni casi più del doppio, il triplo di quanto precedentemente pagavano gli inquilini. Dopo la bufera scoppiata nei mesi scorsi contro la legge regionale che penalizzava molti inquilini e Atere e la conseguente modifica, non è stato fatto ancora nulla e la CGIL non ci sta. Per noi è inaccettabile, ingiustificabile che non si applichi la legge, devono essere subito ridotti i canoni e restituito quanto precedentemente versato. Da questo punto di vista non possono esserci lungaggini, gli enti pubblici devono subito applicare la legge. La richiesta è di mantenere la parola e intervenire al più presto. Le persone di cui parliamo sono pensionati con la minima, persone sole che faticano ad arrivare alla fine del mese e pagare un affitto di 400 euro anziché di 200 magari cambia loro la vita. Allora serve immediatamente sospendere questi bollettini, queste azioni di pagamento che sono improprie e illegittime rispetto alla nuova legge e trovare le condizioni per restituire cosa? Quello che indebitamente è stato chiesto agli inquilini da luglio, perché le parole del Presidente Zaia sono state chiare, la riforma ristabilisce criteri di equità e di trasparenza e da questo punto di vista Atere e Insula devono applicarla senza discussioni. In caso contrario la CGIL invierà formale diffida agli enti dal continuare a non applicare la legge, valutando azioni legali per i risarcimenti e per l'eventuale danno erariale che sta compiendo chi li gestisce.
Altro tema sensibile, quello delle barriere architettoniche a Venezia. Finora per la loro eliminazione si è lavorato ma poco, visto che il primo piano di interventi è del 2004. Ora il Comune ha pronto un nuovo piano decennale di lavori con un investimento di oltre 14 milioni di euro. L'isola pedonale più grande del mondo, Venezia, è anche suo malgrado l'isola pedonale dove per molte persone è difficile camminare. Eliminare o attutire le sue barriere architettoniche è una lunga impresa iniziata nel 2004, mai compiuta e che dovrebbe durare altri 10 anni nel nome dell'accoglienza accessibile. Il Comune conta di eliminare quasi tutte le barriere investendo in 2 lustri oltre 14 milioni di euro negli edifici pubblici, nel contesto urbano, con ponti, corrimani, microbarriere e nei trasporti. Una visione a 360 gradi della città, dal pavimento alla comunicazione, alla informazione su quello non solo che è l'ostacolo, ma anche quelle che sono le opere e la bellezza della città. Su 125 edifici pubblici, ben 81 vanno migliorati nella accessibilità, con rampe, ascensori e servizi igienici. Di 359 ponti censiti, solo 36 sono già accessibili e 58 sono adattabili a persone con mobilità ridotta. Va detto che l'uso delle rampe ha permesso di aumentare il numero di ponti percorribili. Lungo i percorsi cittadini ci sono molte microbarriere per 19.000 metri quadri di pavimentazioni non uniformi e 61 dislivelli da pochi gradini. Il piano decennale Eliminazione barriere architettoniche prevede anche biglietterie e pontili ACTV accessibili e, come curiosità, anche la sostituzione dei gradini in vetro del Ponte della Costituzione con altri antiscivolo in trachite. Infine sarà affidata a specifiche app l'accompagnamento per Venezia dei non vedenti, persone che in genere rinunciano del tutto a visitare la città. Al via la raccolta dei farmaci da donare a chi non ha la possibilità di acquistarli. In Veneto sono aumentate le farmacie aderenti. Il Banco Farmaceutico compie 20 anni e per l'occasione la giornata di raccolta del farmaco dura una settimana, dal 4 al 10 febbraio. L'iniziativa è stata presentata in Giunta regionale del Veneto alla presenza dell'assessore alla sanità Lanzarin. Rispetto alla prima edizione sono aumentate le farmacie aderenti. Da 466 dello scorso anno sono aumentate a 495, un risultato enorme, un grazie di cuore ai farmacisti che ancora una volta hanno creduto e vogliono sostenere col loro contributo il banco farmaceutico. Questo ci fa ben sperare perché comunque la speranza è di superare i valori dello scorso anno che erano stati eccezionali. Ricordo 35.000 i pezzi di farmaci raccolti nelle 466 farmacie dello scorso anno per un valore economico di 260.000 euro. Ad ogni farmacia ci deve essere un volontario. Per cui diciamo questa crescita va direttamente dipende anche dalla disponibilità dei volontari di presidiare le farmacie. Comunque nota positiva, io mi auguro che i veneti vengano alle nostre farmacie e donino un farmaco. Ricordo che ogni farmacia per aderire a questa iniziativa ha anch'essa versato una quota importante in denaro perché questa iniziativa vada a buon fine. Fino a lunedì dunque si potranno acquistare uno o più medicinali da banco che verranno raccolti e consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati col banco farmaceutico. Il momento clou sarà la giornata di sabato 8 febbraio. E la speranza è che, ma ne sono certo, il popolo veneto che ha un grande cuore si recherà in massa nelle farmacie per dare il loro contributo, per aiutare le persone indigenti che non possono nemmeno acquistare un farmaco da banco del valore di 4-5 euro. Il fenomeno del disagio in Veneto registra un dato pari al 15%, inferiore rispetto a quello della media nazionale del 28%. Tradotto significa che si va incontro alle fasce più vulnerabili della società, considerato che le prime privazioni riguardano i beni primari e la salute. Il buon cuore dei veneti è una cosa assolutamente assodata. Io mi auguro che anche quest'anno vogliano venire nelle nostre farmacie, che sono praticamente un terzo hanno aderito, a donare un farmaco per delle persone che ne hanno bisogno. In Consiglio regionale del Veneto le minoranze chiedono un'assemblea straordinaria per parlare della gestione della cimice asiatica.
un consiglio regionale straordinario per tracciare una strategia contro la cimice asiatica. E questa è la proposta che PD, LeU e 5 Stelle lanciano alla regione perché si affronti in modo decisivo l'emergenza rappresentata dal parassita, un vero e proprio flagello per l'agricoltura veneto. Il Consiglio regionale veneto raccoglie il grido di rabbia lanciato dalle associazioni di categoria agricole durante la fiera di settore di Verona. Parliamo di oltre 200 milioni di danni alla frutticoltura e ad altre colture. C'è bisogno di un'azione molto forte di contrasto a questa cimice e c'è bisogno di cominciare a studiare quali saranno le ricadute dei cambiamenti climatici sull'agricoltura del Veneto. In altre regioni lo stanno già facendo e quindi anche su questo fronte va bene contrastare e di più la cimice asiatica, ma bisogna prepararsi a quello che potrà succedere in futuro. Il tema dei cambiamenti climatici è legato a doppio filo con quello della proliferazione dei parassiti, compresa la cimice asiatica. Allo stesso tempo questa situazione climatica in continua evoluzione andrebbe a colpire altre specie di insetti, che potrebbero invece rivelarsi determinanti per combattere in modo naturale l'invasione delle cimici. Si parla di 160 milioni e circa 8.000 aziende colpite da diversi settori, in particolar modo la frutticoltura, ma anche altri settori. In questo la Regione deve assolutamente stare accanto a questi agricoltori per quanto riguarda la partita del sostegno economico per ristorare i danni, ma soprattutto andare a capire le cause, e tra una delle cause principali c'è la questione dei cambiamenti climatici, che spesso qui in Consiglio viene trascurato o derise. Dal punto di vista pratico, come vi state organizzando? Cioè, cosa presenterete in aula? Presenteremo che ci sia durante il Consiglio straordinario che venga fatto uno studio per capire l'impatto dei cambiamenti climatici, come ha inciso su questo tema in Veneto. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo insieme per parlare della giornata del ricordo, perché lunedì 10 febbraio sarà appunto la giornata del ricordo delle foibe dell'esodo di centinaia di italiani dalle zone del confine orientale a Venezia, e in terraferma da sabato si ricorderà questa triste pagina di storia. Veneziani e veneti, informatevi sulle foibe e sull'esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. Lo scopo della giornata nazionale del ricordo, il 10 febbraio, è soprattutto questo. I numeri purtroppo non sono ancora noti. Ci sono alcune riviste, alcune pubblicazioni, alcuni cosi storici che fanno passare dagli 8 ai 12.000, altri parlano di 20.000. Purtroppo proprio per la natura di questi infami delitti non è possibile dire quanti possono essere. Noi stimiamo circa 10-12.000. Nella memoria della giornata del 10 febbraio questa cosa viene ricordata a tutti i livelli istituzionali, quindi le istituzioni sono vicine a noi in questo particolare momento. Una pagina dolorosissima costellata di infami delitti e di inconsolabili addii a quella terra natia che fu latina, veneziana e italiana, l'Istria. Le principali cerimonie cittadine di ricordo si svolgeranno sabato 8 febbraio al Duomo di Mestre con la messa del ricordo alle 18:30 e lunedì 10 alle 11 in Piazzale Martiri delle Foibe a Marghera con la deposizione della corona d'alloro accompagnata dal coro degli studenti dell'Istituto Comprensivo Grimani. Sempre lunedì alle 18 al Teatro Momo di Mestre la lettura scenica La Foiba del Silenzio. Furono 350.000 gli esuli, a Venezia ne passarono forse 30.000. Dalle 6 alle 8.000 persone si fermarono a Venezia e dintorni. Dopo 3 generazioni oggi potrebbero essere 2 o 3.000. Verso di loro l'Italia ha un debito morale, evidenzia Millic. È il debito della conoscenza. Noi non siamo una popolazione bellicosa, non siamo dei revanscisti, non vogliamo niente e tantomeno vogliamo essere equiparati a qualche movimenti che vogliono rivendicazioni, però vorremmo che esistesse una conoscenza storica. E abbiamo, per continuare a essere italiani, abbiamo dovuto rinunciare alla nostra terra, alle nostre abitudini, soprattutto alla nostra vita sociale, che è una cosa che era un unicum. Sul piano storico le scuole hanno per lungo tempo, i libri di storia hanno ignorato il nostro sacrificio. 50 eventi in 18 giorni, conventi tra le più importanti istituzioni culturali veneziane e il Carnevale Culturale, una delle iniziative messe in campo a Venezia per superare la crisi di un turismo che è sempre più messo in difficoltà dal coronavirus. I turisti cinesi in città ammontano a 300.000 presenze circa.
Quindi il contraccolpo non è tanto dalla Cina, ma è tanto dalla paura che le persone hanno di viaggiare. Credo però che ci sia sempre il rovescio della medaglia, perché chi non andrà all'estero magari si rivolgerà all'Italia per gli italiani, e gli europei probabilmente ritroveranno Venezia, a cui sono già molto affezionata, come un posto dove venire a soggiornare. Dopo il calo di turisti provocato ancora oggi dall'acqua alta di novembre, è arrivato anche il rischio psicosi coronavirus a minacciare le presenze in città per il carnevale, difficoltà che Venezia affronterà anche con una straordinaria offerta di eventi culturali, 50 in 18 giorni, coinvolgendo 20 tra le più importanti istituzioni culturali cittadine. Una miracolosa sinergia che viene creata ogni anno, mettendo assieme le energie comunque già presenti sul territorio da parte di associazioni culturali, istituzioni, musei, naturalmente anche piccole e grandi realtà di questa nostra stupenda città, che comunque già nel passato magari facevano delle iniziative durante il carnevale, ma che magari non avevano il giusto risalto, il giusto rilievo, perché non erano inserite in un programma articolato. Un programma di 18 giorni di gioco, amore e follia, 3 temi che, ispirandosi ad una frase di Erasmo da Rotterdam, rappresenteranno il fil rouge del Carnevale 2020. Un programma di appuntamenti rivolti a un pubblico adulto e a un pubblico di bambini, musicali, o delle mostre, dei laboratori per costruire delle maschere e altri. Musica, prosa, mostre, proiezioni cinematografiche, visite guidate e laboratori, con la collaborazione tra gli altri di Biennale, Teatro La Fenice, Museo M9, Fondazione Musei Civici, Collezione Peggy Guggenheim, Centro Culturale Candiani, Ateneo Veneto e Palazzo Grassi, con una raccomandazione. Il carnevale lo fanno le persone, lo fanno i veneziani, lo fa chi viene, lo fanno i turisti, e quindi devono venire in maschera, non è è proprio un diktat, venite in maschera. Poi dopodiché, per chi non l'ha mai fatto, per chi non ha mai passeggiato a Venezia tra le calli, travisato, vestito in maschera, è un'esperienza fondamentale che va fatta nella vita, assolutamente. Questa sera la politica in primo piano a 20 e 10, in studio i consiglieri regionali Luciano Sandonà della Lega e Andrea Zanoni del Partito Democratico. Da Venezia è tutto, grazie per l'attenzione, adesso ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Benvenuti al Meteo. Pressione in ulteriore rinforzo con tempo sempre asciutto e stabile sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 6 febbraio. Sul Veneto ampio soleggiamento, bel tempo dunque, senza piogge particolarmente degne di nota. Cielo al massimo poco nuvoloso, attenzione solamente a locali gelate anche in pianura. Temperature minime sotto zero o di poco sopra, massime invece fino a 12 gradi circa. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con il sole che sarà presente un po' su tutti i settori, il cielo sarà sereno o velato. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a -2 gradi, massime invece tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.